è relativamente alla questione degli affitti, perché noi, non potendo trovare altre risorse, non potendo aumentare la pressione fiscale, che non è mai stata così alta, perché questa è la verità, l'unica mezzo per poter avere le risorse per pagare il famoso debito pubblico e per dare i servizi è la possibilità di pescare sull'evasione del sommerso, e in questo, se tu fai un ragionamento su determinati tributi, hai la possibilità effettiva che esista e parta un conflitto di interessi fra i consumatori, fra i cittadini, fra i beneficiari dei servizi, affinché insomma le cose emergano. E allora su questo la cosa funziona. Dov'è che la cosa poi non chiude perfettamente? Non chiude perfettamente nella parte in cui dice: questi conti però li parametriamo dopo i tagli, ossia noi non vi diamo più i trasferimenti, vi diamo queste tasse, ma queste tasse non rendono tanto quanto i trasferimenti, perché rendono perlomeno 2-3 miliardi in meno. Allora dove arrivano quei 2-3 miliardi in meno? Ah, ci sarà la tassa comunale. Bene. E la tassa comunale è aggiuntiva, perché io quando parlavo di federalismo, quando ho fatto la campagna elettorale, ho sempre detto: il federalismo mi serve per recuperare l'evasione. Quando io ho recuperato l'evasione ho delle risorse in più, e a quel punto quelle risorse in più mi servono per diminuire la pressione fiscale. Ma se tu invece non fai questo tipo di operazione, anzi la pressione fiscale non è mai stata più alta come nell'ultimo anno, nel frattempo dici ai comuni: puoi fare una tua tassa comunale, ma in più ci metti dei paletti, e qua vorrei ricordare l'articolo 5, dove dici: no, alla fine sulla casa non metti niente. E allora dove vai? Sulle seconde case e sugli affitti. Bene, se un comune non ha seconde case e non ha affitti, cosa fa? Alla fine cosa fa? Molto semplicemente buoni pasti, trasporti scolastici, cioè aumenta. La questione su anziani e servizi vari, cioè alla fine quel comune è costretto a concentrarsi alla fine sulle fasce più deboli, perché alla fine va a finire che il single con casa propria, che non ha nessun problema, non paga niente, mentre quello, poi altro che parlare di quoziente familiare, quello che si trova ad avere un figlio, 2 figli, 3 figli, alla fine non ce la fa. Mentre, e vi dico che io sono sempre stato favorevole a abolire l'ICI, ma perché l'ICI era ingiusta, ma non perché non fosse giusto che ci sia un tributo comunale che mi dia la possibilità di far pagare a tutti equamente i servizi. E poi una società che non sostiene le famiglie con bambini è una società che è destinata a morire. Poi inutile che ci lamentiamo che il nostro PIL non cresce. In Francia, che danno una mano alle famiglie numerose, danno una mano alle famiglie con figli, sia in termini, e in Germania, sia in termini di sostegno alla famiglia come servizi, sia in termini di riduzione delle tasse sul reddito di chi ha figli, sono paesi con un prodotto interno lordo molto migliore del nostro, perché un paese dove ci sono bimbi, dove c'è gioventù, è un paese che spende di più e che alla fine ha maggiore vigoria dal punto di vista economico. Allora su questa partita, vedete, questo è un ragionamento, ve lo dico io che ho sempre odiato l'ICI, vi dico perché io ho fatto il sindaco e la cosa che mi dava fastidio è che mi accorgevo che per colpa dell'ICI, nella mia testa, che vorrei che tutti i cittadini fossero di serie A, l'ICI creava dei cittadini di serie A, serie B, serie C, serie D. Perché? Perché le rendite catastali erano fatte coi piedi. Per cui succedeva che chi abitava in centro alla città mia non era una città, centro al paese e aveva tutti i servizi, non pagava ICI perché aveva la rendita catastale di 40 anni fa e pagava l'ICI solo sul garage, perché la detrazione sulla prima casa faceva sì che quello non pagasse niente, mentre la famiglia che era sulla nuova lottizzazione, che magari aveva figli, aveva il mutuo, pagava 500-600 euro di ICI e aveva metà servizi perché era in periferia. Allora io ho sempre detto, siccome non si riusciva, togliamola e troviamo un meccanismo diverso, però tu non è che dallo Stato mi dici come io devo fare la tassa comunale. Il sindaco deve essere nell'autonomia, ovviamente mi metti come paletto che non deve aumentare la pressione fiscale, mi metti come paletto che devi dare alcuni servizi, mi metti come paletto che se faccio delle cose che sono al di fuori dei servizi essenziali devono assolutamente arrivare dalle tariffe, e questo mi va bene, ma non puoi impedirmi di fare in modo che nel mio paese i miei cittadini siano tutti di serie A. Questo non puoi impedirmelo, perché in questo modo tu ledi quelle che sono le autonomie. E su questa è una battaglia che faremo. Io spero che riusciamo effettivamente a tenere una posizione che non è la posizione
difensiva, che è quella di dire va bene, risolviamo perché facciamo un fondo perequativo più consistente. E fare un fondo perequativo più consistente vuol dire tutto sommato lasciare che le cose stiano come sono oggi. Questo no, per questo è un meccanismo difensivo dove alla fine noi non riusciamo ad andare in piazza Conegliano a dire noi volevamo il federalismo migliore, ma rischiamo di dire ma voi siete sempre quelli che tutto sommato va bene che le cose sono così. E io questo non lo voglio perché non voglio correre questo pericolo. Grazie.